Buonasera ragazzi, come state? Guardate che libro meraviglioso che sto leggendo, guardate che meraviglia assoluta. Mi è arrivato oggi, questo è un libro che era fuori catalogo da un bel po' di tempo, è stato ristampato meritoriamente, credo la casa editrice sia EPC Editore, ed è il libro che racconta come nessun altro la storia dei Pink Floyd. Infatti lo ha scritto Nick Mason, che è il batterista. Io dico perché uso ancora il presente, per me i Pink Floyd esisteranno sempre. È un libro pazzesco. Inside Out, la prima autobiografia dei Pink Floyd. Nuova edizione aggiornata, Nick Mason. È un libro pazzesco, pieno di aneddoti, pieno di vita, di musica meravigliosa. Ci sono delle cose straordinarie, veramente. Io non... Mi diverto da morire a leggerlo, veramente da morire, mi sto divertendo. E mi emoziona anche tanto perché non avrai altro Dio all'infuori dei Pink Floyd per quanto mi riguarda. Allora, come sempre e come ama sottolineare nella parodia che fa di me il buon Renato Minutolo, io adesso condivido su ogni pagina possibile, anche sul sito dell'INPS, questa diretta e poi vado a presentarvi la canzone che ho scelto. Dopodiché farò una diretta abbastanza mediamente arrabbiata, diciamo così, mediamente arrabbiata, perché continuano ad esserci delle cose che mi danno profondamente fastidio, profondamente fastidio. Penso alla decisione della Regione Sicilia di dare alla Lega i beni culturali l'assessorato ai beni culturali della Regione Sicilia, che è una cosa semplicemente folle e delirante. Ne ho parlato ieri, ma un po' ci tornerò. Voglio parlare della risposta meravigliosa che Silvia Romano ha dato ai tanti sottosviluppati che la stanno insultando, anche persone famose, vergognose, persone vergognose, non quelli che stanno criticando in qualche modo l'operazione, che può avere anche dei connotati non chiarissimi, ma chi la sta insultando e minacciando, insisto, deve finire in galera e al gabbio, compresi quei personaggi pseudo famosi, e sapete a chi mi sto riferendo. Poi stasera vi parlerò anche del grandissimo capolavoro, facciamo tutti un applauso alla Lega per il grande ospedale Fiera Milano, questo grande ospedale flop che è costato un sacco di soldi e non è servito sostanzialmente a una bella sega. Bravo Fontana, bravo Gallera e bravi tutti quegli scienziati che si ostinano a difendere i disastri che stanno compiendo, politicamente parlando, per l'amor di Dio, la regione Lombardia, guidata, se non ricordo male, da quel centrodestra che secondo i vari Feltri, i vari Sgarbi, chi cazzo ho detto? No, ho sbagliato, ho fatto un nome che non esiste, è morto qualche anno fa, Sallusti, Faci e tutti gli altri dovrebbero prendere in mano le redini del paese. Pensa che botta di culo sarebbe se oltre alla Lombardia e al Piemonte, dove stanno facendo dei disastri, li avessimo pure, e altre in altre regioni, la Sardegna, l'Abruzzo, li avessimo pure, ma pure in Italia, su scala nazionale. In Italia intendo su scala nazionale. Sarebbe una roba meravigliosa. Poi vi voglio parlare anche della polemica di una deficienza assoluta che riguarda le parole che ha detto ieri Conte a proposito degli artisti, perché Conte avrebbe detto una cosa gravissima, secondo molti, gli artisti che ci divertono e poi quelle altre parole ci appassionano, mi sembra. Ed è un insulto grosso, perché sai, dice a un artista, mi hai divertito, sono insulti grossi. Come ti permetti, Conte? Io che faccio teatro da 10 anni, nel mio piccolo, se uno spettatore, finito lo spettacolo, mi dice, sai che mi hai divertito tanto, Scanzi? Io, pum, subito un cazzotto, uno schiaffone. Come ti permetti a dirmi che io ti ho divertito? Chi cazzo sei tu? No, tu mi devi dire altre cose. Cioè, io le polemiche, poi ovviamente vi parlerò anche poco del decreto che è stato presentato ieri, poco perché dovrei andare in tecnicismi, non ho voglia, e poi voglio fare una piccolissima carrellata su 3 o 4 fenomeni che facevano parte dei 5 Stelle. Pensateci, ce ne fosse uno degli ex 5 Stelle, dei fuoriusciti 5 Stelle che si è salvato. Ce ne fosse uno! Ragazzi, ma veramente, non se ne salva mezzo. Ma prima di dirvi tutto questo, ringraziando ancora Luca Sommi per la diretta che abbiamo terminato un'ora e mezzo fa su Instagram, chi non l'ha vista è colpevole, ma la può rivedere sul mio profilo Instagram perché le salvo sempre. Su Facebook le dirette intervista no, ma su Instagram sì, su Facebook, quindi guardatela su Instagram. Qui invece facciamo le dirette Scanzi Live sulla politica soprattutto, ma prima di rattristarci tutti con la politica si parla di musica e si ascolta soprattutto musica. Allora ragazzi, una delle canzoni che io amo di più nella vita è una canzone che esce nel 1968, è una canzone di una band che si chiamava proprio The band pazzesca, un gruppo straordinario, era il gruppo con cui spesso suonava anche Bob Dylan, è la band letteralmente
con cui Bob Dylan si rifugiò nel 1966 dopo l'incidente motociclistico a Woodstock, si rifugiò e ritrovò se stesso nella Casa Rosa. Infatti nacque il disco Music from Big Pink, che è il disco da cui è tratto la canzone che vi sto per far ascoltare, il disco di The Band, ma nacquero anche dei provini, i cosiddetti nastri dello scantinato, che furono registrati nello scantinato della Casa Rosa. Tra chi? Tra The Band e Bob Dylan. The Band è stata una band pazzesca, è uscito un documentario qualche settimana fa meraviglioso, per ora ancora non tradotto in italiano, ma lo trovate con i sottotitoli, Bellezza rara, e questa canzone è stata utilizzata in tantissimi film, nacque anzitutto per Easy Rider, poi è stata utilizzata anche per altri film. Chi mi ha visto a teatro si ricorderà che io questa canzone la utilizzavo come sigla dello spettacolo, come sigla finale, come chiusura dello spettacolo Renzo Sconi, che tanto successo ebbe a inizio del 2018, sembra che parli di secoli fa, e un po' è vero, spettacolo fortunatissimo che andò avanti fino al 4 marzo, cioè fino alle elezioni del 2018. Questa era la canzone che chiudeva quello spettacolo, ma soprattutto è una canzone che io ho scoperto a 15-16 anni, quando mi imbattei in un film bellissimo, Il Grande Freddo, regista Lawrence Kasdan, che all'epoca non sbagliava mezzo film, fece anche Silverado, che era un bellissimo film western con Kevin Costner. In questo film, Il Grande Freddo, dove ci doveva essere anche Kevin Costner, che però faceva la parte del morto e fu tagliato in sede di montaggio, a un certo punto gli amici, un po' tipo compagni di scuola, e infatti Carlo Verdone si ispirò anche a Grande Freddo facendo compagni di scuola. È la storia di un gruppo di amici che si ritrovano molti anni dopo perché uno dei loro amici si è suicidato. Allora dopo il funerale si ritrovano e ricominciano a parlare e ascoltano anche le canzoni dell'epoca, quando facevano l'università loro, quando andavano a scuola insieme. E la canzone che mi ha sempre colpito di più e mi ha sempre fatto piangere di quel film lì è questa, Io l'amo, se non la conoscete è gravissimo, l'hanno cantata tutti, tra cui per esempio Aretha Franklin, ma anche il grandissimo John Hyatt. Vai con la band, eccola qua, The Wait. La canzone, amici miei, è finita, io vi ho appena scritto tra i commenti, lo dovrei aver posizionato anche in alto se mi è riuscito, sì, di seguirmi anche su Instagram, altrimenti vi trasformate in Vittorio Feltri e vi sbronzate col punto MS, quindi chi non si iscrive anche a Instagram farà una brutta fine. Però ragazzi, a questo punto io invece vi voglio parlare di alcune notizie che sono uscite. Allora, intanto, perché io prima mi sono rattristato quando ascoltavamo quella meravigliosa canzone che è The Wait di The Band? Perché ho appena letto, tornano a salire le vittime, oggi 262. Ancora in calo i malati, sono 992 i nuovi casi. In Lombardia oltre la metà dei contagi, 522. In Lombardia oltre la metà dei contagi, 522. Solo oggi. Cosa vuoi riaprire in maniera indiscriminata come vorrebbe fare il mio amico Cacciari, quando in Lombardia sono messi malissimo, quando non fanno i tamponi, quando non fanno tracciamenti, quando non ne stanno indovinando una e notizia di ieri, il grande ospedale presentato in pompa magna, l'ospedale della Fiera di Milano, che avrebbe dovuto salvare il mondo dal Covid e dalla pandemia, praticamente è già chiuso e non è servito sostanzialmente a niente. I dati li ha riassunti velocemente Lorenzo Tosa, che io cito sempre volentieri perché scrive delle cose molto intelligenti, e lui giustamente riassume così il breve e non esaustivo bilancio dell'operazione. Allora, l'ospedale Fiera di Milano, dove hanno fatto vedere la loro forza, il loro nervo, la loro intelligenza, i grandi Gallera e Fontana, questo duo meraviglioso, direbbe mio padre il duo Malombra, ma non voglio dire come finiva la rima perché è volgare, come spesso è mio padre, come spesso sono io. L'ospedale Fiera di Milano, allora 31 marzo 2020 viene inaugurato, e ve lo ricorderete, venne inaugurato tra l'altro con un bel maxi assembramento, c'era un sacco di gente, c'erano tutti tranne i medici, perché era brutto fare un'inaugurazione con i medici, cazzo chiami a fare i medici per inaugurare un ospedale? No, invita i politici, invita i giornalisti, i dirigenti, i medici, in un ospedale che cazzo te ne fai? E c'era sta folla, che era bellissimo come segnale, perché poi il 31 marzo eravamo messi molto peggio di adesso, che pure adesso, insomma. Quindi l'assembramento mai, e loro tutti insieme il 31 marzo, bello. Posti letto totali ci dicono 600, poi diventano 400, poi diventano 200. Pazienti totali ospitati, quanti sono? 25. 25 persone sono state pazienti lì nell'ospedale Fiera. Ospedale Fiera che sapete benissimo essere costato non proprio pochissimo.
Pazienti attualmente ospitati, scrive sempre Lorenzo Tosa, fino a ieri erano 2, oggi sono diventati 3, con un incremento netto del 50%. In effetti è vero. Il costo totale dell'operazione, 26 milioni di euro, quindi praticamente ogni paziente è costato 1 milione di euro, che è una cosa meravigliosa, siete dei geni Fontana e Gallera, è proprio un'operazione straordinaria, c'era veramente bisogno, meno male, noi ci siamo salvati dalla pandemia grazie a questo capolavoro del duo Fontana-Gallera. Lo slogan, anche lì erano divertenti perché sono partiti da stiamo facendo la storia, che è quello che si dicevano da solo loro, poi alla fine hanno aggiunto per fortuna non è servito. E io sono d'accordo che per fortuna non è servito, perché vuol dire che la Lombardia, nonostante i dati che non mi sembrano proprio lasciare spazio a chissà quale ottimismo, evidentemente avevamo previsto una situazione ancora più grave. Dopodiché, insisto, amici miei, se voi avete speso 26 milioni di euro per poi dirci per fortuna non è servito, voi avete buttato via 26 milioni di euro, che è bene che non siano stati fondamentali, ma era ancora meglio non buttarli via. Tra l'altro 26 milioni di euro sono 6 volte e mezzo i soldi che avrebbero pagato e avremmo pagato per salvare la vita a Silvia Romano. Bisogna vedere se sono stati pagati e quanto sono stati pagati. Io vorrei sapere se quei fenomeni salviniani, meloniani, berlusconiani, stocazziani, che si lamentano per questi 4 milioni ipotetici che sono stati o sarebbero stati pagati per Silvia Romano, che vuol dire 5-6 centesimi per uno, se li dividiamo, quindi una cifra proprio che ci cambia la vita, le stesse persone si incazzano di fronte a questi 26 milioni buttati via, elargiti allegramente dalla Regione Lombardia per il numero straordinario di quanti pazienti sono stati in tutto. L'avevo letto prima, adesso non li trovo più, 25, ecco, 26 milioni di euro per 25 pazienti. Vi scandalizzate anche per quello o vi scandalizzate soltanto per Silvia Romano? E qui 49 milioni che la Lega non ha ancora restituito agli italiani e ci restituirà in comode rate centenarie, neanche decennali. Vi fanno arrabbiare anche quelle cose lì, sono tutte cifre molto più alte dei 4 milioni ipotetici pagati per Silvia Romano, oppure vi incazzate con Silvia Romano soltanto perché è donna, soltanto perché è verosimilmente di sinistra, soltanto perché è andata a fare del bene in Africa e quindi siete dei sessisti, maschilisti, psicolabili, razzisti e xenofobi. Forse quello è il motivo per cui vi arrabbiate. Non per i 4 milioni, ma perché vi sta sul cazzo Silvia Romano. Silvia Romano che, essendo una persona profondamente intelligente e profondamente sensibile, ha detto una cosa, ha scritto una cosa meravigliosa nel suo profilo Facebook stamattina, perché mentre tutti montava la rabbia tra quelli come me, come tanti tra voi, che la difendevano, che non vuol dire Silvia Romano è l'eroina e la dea scesa in terra, ma vuol dire andava salvata, smettiamola di insultarla, da una parte noi, dall'altra c'erano questi disagiati neuronali purtroppo che siedono anche in Parlamento, che l'hanno insultata in ogni modo e vanno sbattuti in galera, gli opinionisti che hanno scritto certe cose, che hanno detto certe cose, i parlamentari, i giornalisti, in galera li si sbatte e poi quando sono usciti di galera si fa una bella sanificazione, perché soprattutto in certi casi profondamente strazianti da un punto di vista fisico e morale, immagino che le povere celle, stando soltanto a contatto un'ora con quei disagiati neuronali, fisicamente sconci, empi e orrendi, si suicidino le stesse celle, quindi vanno pulite bene. Però vanno sbattute in galera, ma c'era questa lotta tra quelli che la difendevano e quelli che la insultavano. È arrivata Silvia Romano stamattina in un suo post semplice su Facebook, ha scritto: sto bene, sono contenta, sono tornata a casa, grazie a tutti. Non perdete tempo e non vi arrabbiate per difendermi dagli attacchi, dagli insulti. Sto bene così, va tutto bene. Che è un insegnamento meraviglioso, meraviglioso. Che belle parole di dolcezza, di intelligenza e di sensibilità nei confronti di coloro che hanno montato la rabbia tracimante, sbavando in maniera schifosa. Grandissima Silvia Romana. Spero un giorno, ti auguro ogni fortuna e spero un giorno di poterti conoscere soltanto per dirti che non so come cazzo hai fatto a resistere a quello che hai resistito 18 mesi. Io mi sarei cagato addosso dopo 2 ore come tutti quelli che ti stanno insultando che si sarebbero cagati addosso dopo 5 minuti, ma fanno i fenomeni dall'alto di sto cazzo. Poi c'è questa meravigliosa intervista è parola grossa perché Salvini era intervistato da Parenzo e questo va bene, e poi da questo che non so perché ce l'ha a morte con lo shampoo e quindi ogni volta che va in televisione poco, perché in televisione fa meno ascolti di Soci, però diciamo in radio tutto sommato la radio la sa fare benino, fa sempre la stessa cosa, sempre lo stesso scenario di questa fava, però tutto sommato i suoi sketch dozzinali a livello radiofonico tutto sommato lì è soltanto lì, perché se lo metti su Radio Capital lo lapidano, però lì è soltanto lì, tutto sommato funziona, ma lui non sa intervistare, soprattutto non intervista le persone a lui molto vicine come Salvini, quindi è stato un momento straziante
che io purtroppo ho ascoltato per lavoro, ma è meraviglioso quello che ha detto Salvini. Io cerco di riassumervelo leggendo da alcuni siti che l'hanno sbobinato, bontà loro. Il riscatto. Il problema va risolto a monte. Io ricordo che l'anonima sequestri fu sconfitta quando si bloccò il pagamento dei riscatti, che è verissimo, ma non c'entra assolutamente un cazzo con la vicenda di Silvia Romano. Io sono contento che Silvia sia tornata a casa. In futuro, per quello che mi riguarda, se tu mandi dei lavoratori o dei volontari in zone a rischio, te ne assumi civilmente, economicamente e penalmente le conseguenze. E a quel punto gli hanno chiesto, sì, ho capito, però scusami, quindi se io vengo, dicono i conduttori, dice Parenzo, se io vengo avvertito dal consolato che quella è una zona a rischio e ce li mandi lo stesso e poi vieni liberata con i soldi dello Stato, questi soldi devono essere restituiti? E lui risponde, assolutamente sì, certo che vanno restituiti. Per quello che mi riguarda, da oggi in avanti, se uno va in terra di terrorismo islamico, perché ricordo che i signori terroristi somali hanno massacrato migliaia di persone, questo purtroppo è ovvio che è vero, tutti lo sanno, sono cioè quelli che uccisero 148 studenti cristiani entrando in una scuola e chiedendo tu sai il Corano? No. E poi si è perso perché si è incasinato. Lui quando apre troppe perifrastiche non sa che cazzo dire perché si perde. Lui è uno che, Salvini è uno bravo, è uno che quando gli dici fai l'elenco della spesa lui è bravo. O comunque se la cava. Gli operai, i meccanici, lo dicono i turisti, lo dicono i panettieri, lo dicono i pescivendoli, lo dicono i medici, lo dicono gli infermieri, lo dice la signora di Arezzo, lo dice l'artigiano di Firenze, lo dice il bucaiolo di Prato, lo dice sto cazzo di Bergamo e va avanti tutta la lista, poi fa la lista dei verbi, poi fa la lista dei nomi, poi fa la lista dei luoghi geografici, beni a piacere, luoghi a piacere, domande a piacere, tutte ste liste su cui io ironizzo spesso e sta ironizzando meritoriamente Casa Latera di Luca Bottura, ma si perde e poi riesce in qualche modo a riassumere i neuroni che stavano andando allo stato brado, il nostro eroe Matteo Salvini. Se vai in zone impestate da questi infami, e questo per carità vanno chiamati infami ma anche merde come vuoi tu, ti esponi ad un rischio e quindi per quello che mi riguarda da oggi in avanti chiunque metta a rischio dei suoi volontari, dei suoi lavoratori ne deve rispondere civilmente, penalmente ed economicamente, che è una frase populista che può piacere oppure no, ma il capolavoro straordinario è questo. Il discorso ovviamente vale per il futuro, ci mancherebbe altro che valesse per Silvia Romano, altrimenti cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto restituire Silvia Romano? Cioè siamo a delirio, è ovvio che vale per il futuro, non può valere per il passato e neanche per il presente, è un'aggiunta tipica di Salvini che non serve assolutamente a niente. Gli ricorda Parenzo, ma Silvia Romano era in Kenya, cioè Kenya non è proprio la stessa cosa che tu, né c'è l'ISIS, cioè appena scendi ti sgozzano, cioè c'è persino un locale famosissimo di Briatore, quindi non è proprio esattamente il luogo dove tu ci vai gli italiani o ci andavano prima del Covid, gli italiani in vacanza, quindi non è che il Kenya, vado in Kenya quindi me le cerco al limite se vado in Siria e il me le cerco non vuol dire un cazzo, perché se faccio l'inviato ci devo andare perché è il mio lavoro, secondo il ragionamento me le cerco allora devo stare a casa mia, ma magari me le cerco anche da solo e anche se non me le cerco magari mi cade un meteorite addosso o magari un fulmine. Che cazzo vuol dire me le cerco? Non vuol dire niente, è qualunquismo, è niente, è populismo, sono frasi alla fava tipiche di un leader come quello che sto commentando adesso. E lui risponde alla domanda, ma Silvia Romano era in Kenya? E lui risponde, andate a vedere se ti sconsigliano o meno la partenza. No, ripeto, soprattutto in alcune zone del Kenya. E lui risponde, qui aggiunge il capolavoro, e comunque avessero rapito Briatore, chissà perché, forse perché c'è il locale in Kenya, e Dio non voglia perché è un amico, certo non voglio neanche io che non sono amico di Briatore, ma ci mancherebbe altro che gli augurassi il sequestro, per l'amor di Dio, 1000 anni a Briatore. Secondo voi il riscatto lo avrebbe pagato il governo italiano? E qui c'è il genio, qui c'è la punta di genio straordinaria di Salvini, che cita così alla cazzo un personaggio famoso, lasciando intendere che questo governo di zozzi e questa intelligence di zozzi, criminali sudici o suddeci, come diciamo noi ad Arezzo, ha liberato Silvia Romano perché tutto sommato Silvia Romano, ma dai sì, a umma, tra noi di sinistra ci si aiuta, Poi è noto che proprio le persone di sinistra sono sempre state aiutate tantissimo in questa storia. Proprio l'Italia è un paese che ha sempre aiutato le persone di sinistra, soprattutto quelle un po' ribelle. E proprio pensate a Giorgiana Masi, quanto fu aiutata una donna ribelle come Giorgiana Masi, ma pensate a Valpreda, quanto fu aiutato Valpreda, quanto fu aiutato Pinelli. La storia è piena, proprio si sa che essere di sinistra aiuta. Anche Pasolini fu proprio sempre aiutato dalle persone, dai servizi segreti. Sono proprio
è sinonimo di intelligenza la frase di Salvini, cioè tu sei di sinistra quindi c'è un trattamento preferenziale, sto cazzo di trattamento preferenziale, col cavolo, non è mai successo praticamente, soprattutto a livello politico, a livello di servizi segreti, mai, mai, se eri di sinistra soprattutto negli anni 60 e 70, col cavolo che eri un privilegiato, servivano due palle così ad essere di sinistra e ad avere determinate idee. Ma lui lascia intendere che il governo ha salvato Silvio Romano mentre, se fosse stato rapito Briatore, ma chi se ne frega, Conte avrebbe preso questo bicchiere di vino, avrebbe brindato con Gualtieri, con Speranza, che peraltro ha dei capelli, povero Speranza, io t'ho nel cuore Roberto, io Roberto veramente ti ho nel cuore perché tricologicamente sei messo peggio di me e questo non era facile, io ti ho nel cuore, sei veramente un grande Roberto, io da quando c'è la pandemia Speranza Roberto, hai messo su un cesto di capelli che è straziante, sei meraviglioso, veramente ti ho nel cuore, io sto pensando che alle prossime elezioni voto te e basta, ma non voto il tuo partito, voto te, cioè io devo scoprire dove ti candidi in Basilicata, prendo la cittadinanza in Basilicata e voto te, per quante ne stai patendo in questa fase e per i capelli che c'hai, voglio votare te. Ma insomma lui dice, il governo avrebbe detto, ma sì, è Briatore di destra, che cazzo me ne frega. Cioè, ci rendiamo conto, io ci scherzo ragazzi, ma questo, insisto, è il leader della forza che secondo i sondaggi è al primo posto. Ma come fai a sostenere che un governo avrebbe lasciato di Briatore? Ma su quali basi? Cioè, ma veramente uno come Salvini e parte del suo elettorato è convinta che si salvino i sequestrati in base alla loro simpatia e propensione ideologica e politica? Ma che cazzo di ragionamento è? Ma c'è o ci fa Matteo Salvini? Si impegna, gli viene naturale, è stimolato laddove ha modo di parlare e di dialogare, di avere di questi contatti e questi incontri straordinariamente ricchi da un punto di vista neurologico e neuronale con il co-conduttore della Zanzara? Oppure lui appena si sveglia la mattina d'amblè comunque pensa in questo modo? Io sono veramente ammaliato, ma sono affascinato, lo dico proprio, non c'è nessuna critica da parte mia, sono veramente contento e ammirato quando sento queste cose, quando ascolto parlare il genio assoluto, meraviglioso di Matteo Salvini. Cos'altro voglio dirvi ragazzi? Intanto, ecco, no, ci sono molti appunti che mi sono preso, intanto voglio anche dirvi una cosa. A proposito della manovra, io non vi parlerò troppo della manovra ragazzi, perché manovra non è una manovra, il decreto che è stato presentato ieri, che doveva essere il decreto aprile, poi è diventato il decreto maggio, poi è diventato il decreto rilancio. Voglio dirvi soltanto questo. Io ieri me la sono vista la conferenza stampa e poi dirò una cosa a proposito delle parole utilizzate da Conte sugli artisti, che hanno fatto tanto arrabbiare gli artisti che evidentemente non sanno cosa sia essere artista e questo è preoccupante per loro. L'ho ascoltata, secondo me è abbastanza inutile oggi commentarla in maniera molto tecnica. Perché? Perché Conte e il governo, nonostante il gran casino che hanno dentro il governo e tra di loro, perché ci sono delle parti politiche che non si sopportano, per esempio 5 Stelle e Renzi, o nonostante il casino che hanno dentro il governo e dentro loro stessi, hanno fatto un capolavoro, perché hanno trovato 55 miliardi, che vuol dire 2 manovre, messe insieme in poche settimane, poche, ci ha messo troppo, ma insomma 55 miliardi sono tantissimi, soldi a pioggia, helicopter money, più o meno tutti i settori, chi più chi meno, o sono stati dei fenomeni, sfruttando il fatto che essendo in emergenza puoi sforare, puoi andare molto in deficit e non hai l'Europa che ti dice tu hai sforato, però sei andato sopra il 2,4, faccio una cifra a caso, sei andato sopra il 2,1, non si fa, non lo possono dire perché siamo nella merda e quindi l'Europa dice sfora, poi fra 10 anni ti faccio un culo così, però intanto sfora. Quindi o sono stati bravi a sfruttare la situazione straziante per salvare il salvabile e ottenere più di quanto credessimo, e sarà così se alle parole di Conte coincideranno le cifre che Conte e Gualtieri e Patuanelli e Bellanova e Speranza hanno ripetuto e pronunciato ieri sera durante la conferenza stampa, oppure è stata una piazzata da Wanda Marchi. E allora il signor Conte ha fatto una lista della spesa dicendo 3.000, 8 miliardi, 7 miliardi, 21 miliardi, poi arriveremo e ci guarderemo e diremo, quanto cazzo erano sti 55 miliardi? Quindi al momento io non lo so. Se manterranno la parola data sarà un'ottima cosa questo decreto rilancio, se non la manterranno il governo cadrà e sarà giusto che cada. Quello che voglio dirvi sono due cose sulla manovra, che sono di tipo anche umano se volete. La prima è la Bellanova. Bevo un secondo. Vi faccio vedere anche questo libro che è meraviglioso, che ho presentato ieri
con il Fatto Quotidiano in diretta dalla pagina del Fatto, da cui vi sto parlando, perché anche oggi sono anche dalla diretta dalla pagina del Fatto. È un bellissimo libro dedicato a Pippo Fava, Lo spirito di un giornale, chi è di chi erano gli eroi, edito da Paperfirst, ristampato da Paperfirst, lo trovate insieme al Fatto Quotidiano in edicola. Però le due cose che voglio dirvi legate alla manovra sono queste qua. La prima, la Bellanova. Allora, ragazzi, io la Bellanova di sicuro non è la mia politica preferita. Spesso non l'ho condivisa, di sicuro non condivido Renzi, di sicuro credo che essere renziani accaniti come la Bellanova non sia un sinonimo di genio politico, dopodiché uno fa quello che vuole. Quindi tutto questo è per dire che io raramente sono stato e sarò d'accordo con la Bellanova. Ma mi dà profondamente fastidio il pensiero che, secondo molti, la Bellanova si sia messa a piangere per finta, o per gioco, o per ruolo. Io non ho mai creduto, ci sono le prove, attenzione, ci sono le prove. Quando anche molti settori di centrosinistra attaccavano me e il governo, attaccavano il Fatto Quotidiano e il sottoscritto, prima il Fatto Quotidiano e poi il sottoscritto, perché noi non eravamo particolarmente entusiasti del governo Monti, che poi ha fatto dei disastri secondo me, ma che tutti difendevano, soprattutto nel finire del 2011 all'inizio del 2012, quando vidi piangere la Fornero, io non sono mai stato convinto da quelle lacrime. E infatti credo di aver avuto ragione, perché poi si è visto il disastro della riforma Fornero e il disastro degli esodati e non solo degli esodati. A me questo non sembra lo stesso caso. Io credo che la Bellanova abbia combattuto una battaglia giusta, sacrosanta, meritoria. Credo che si sia commossa perché è stata una vittoria politica sua, e quindi ci sarà stato anche un 5-10% di narcisismo, che è legittimo. Quando vinci, se arrivi prima in una gara, piangi perché sei contento e orgoglioso di se stesso. Non è una vergogna piangere per emozione o per orgoglio proprio o per amor proprio. Ma credo che abbia sinceramente pianto, si sia commossa perché ha creduto e crede di aver fatto una cosa che aiuterà a far vivere meglio tante persone che erano utilizzate come schiavi. E questo decreto e questa proposta Bellanova, come ha riassunto perfettamente il Fatto Quotidiano stamattina nella prima pagina del cartaceo, salva gli schiavi ma non salva gli schiavisti. Ed è stato uno dei momenti per cui c'è stata la frizione tra 5 Stelle e renziani. Sembrava a un certo punto che fosse una sanatoria che riguardasse anche gli schiavisti. Del tipo, sì, adesso liberalizziamo gli schiavi, però, gli schiavi, semplifico, ma l'avevano trattati veramente come schiavi, gli schiavisti però non possiamo liberalizzarli, perché se noi li liberalizziamo ammettiamo che sono stati schiavi finora e quindi in qualche modo dobbiamo salvare anche quelli che l'hanno sfruttati finora. Per fortuna non è successo. Io credo che si sia commossa legittimamente perché ha fatto una bella cosa e perché ha vinto. E secondo me ha vinto il paese, la dico con questa formula retorica, ma io in questo caso, come dico da settimane, beccandomi gli insulti di quei sottosviluppati mentali, non degli elettori di destra verso i quali ho un profondo rispetto se sanno chi votano, come un profondo rispetto nei confronti dei elettori di sinistra se sanno chi votano e se non sono tifosi. Ma quando parlo di sottosviluppati criminali, parlo dei fascisti violenti, e io sto beccando da 2 settimane degli insulti fortissimi, delle minacce fortissime, anche e soprattutto da sottosviluppati fascisti di merda, ripeto che io ero d'accordo con la Bellanova, e se qualcuno mi insulterà ancora pazienza, e ribadisco che io sto con la Bellanova e che credo alla sincerità della sua commozione. Perché ogni tanto è anche giusto e bello, non giusto, è bello pensare che qualcuno si possa commuovere, non a comando, come in certi contesti televisivi, ma perché si commuove veramente. Prima cosa che volevo dirvi. L'altra cosa è, la dovete finire, non voi, ma quelli che hanno scritto, magari ci sarà anche qualcuno tra voi, questa polemica da deficienti totali, ragazzi, su Conte, che a un certo punto ha detto: abbiamo in questo decreto, c'è anche qualcosa per i nostri artisti che ci fanno divertire e appassionare. E io ho sentito, ero qui che stavo mangiando da solo, perché la mia compagna non c'è, tornerà da me domani sera o sabato, dobbiamo ancora capirlo, ero da solo, ho sentito sta frase e ho detto, vabbè, ci sta, anzi ho pensato, finalmente, sto cazzo di governo cita anche gli uomini di teatro, gli artisti, nel mio piccolo lo sono anch'io, diciamo che è una categoria che è stata totalmente dimenticata per alcune settimane, soprattutto a livello mediatico, non l'ho mai sentita pronunciare la parola artista Conte fino a 10 giorni fa, o fino anche a ieri addirittura. Bene, poi vado a vedere le polemiche, ma che idea brutta dell'artista, l'artista che diverte, ma l'artista mica diverte, l'artista fa altre cose, l'artista appassiona, commuove. Allora, intanto ha utilizzato anche la parola appassionare, quindi se tu critichi uno cerchi di ascoltarlo per intero, divertire e appassionare.
Ma poi io che faccio teatro nel mio piccolo da 10 anni ormai, e ho fatto 300 spettacoli, 300 date teatrali, più di 10 spettacoli teatrali, devo dire il palco un po' lo conosco, la dinamica teatrale la conosco, i teatri pieni li ho avuti praticamente sempre, a parte il primo anno, quindi so di cosa parlo, non sono Gassman, non sono Fabrizio Gifuni, ma non sono neanche Sgarbi, quindi insomma so di cosa parlo quando parlo di teatro. Dov'è l'insulto? Cioè, se a me dicono, e mi capita spesso per fortuna, finito lo spettacolo, grazie Andrea, perché spesso giustamente mi date del tu, mi sono divertito, e io che dovrei fare? Dovrei incazzarmi. Dovrei dirgli, no, però che idea brutta che hai dell'artista, perché l'artista è colui che è pensoso, l'artista è colui che ti deve sollevare, perché l'artista è soltanto colui che legge Shakespeare, o soltanto colui che ti recita l'Amleto, che interpreta il Macbeth. Che cazzo dici? Che cazzo dite, ragazzi? Di che stiamo parlando? Il Reliar. Di che si parla? Divertimento è una cosa meravigliosa. Un artista che diverte è straordinario, perché il divertire non significa soltanto far ridere, che non è un insulto, anzi, a teatro soprattutto far ridere è molto più difficile di far piangere. Molto più difficile. Molto. I comici sono dei geni. Chi fa satira è un fenomeno, perché far ridere, sapendo che devi ridere, è difficilissimo. Se tu vai a vedere Luttazzi e Luttazzi ti fa ridere, è un genio Luttazzi, perché tu ci vai sapendo che devi ridere, ma quando sai che devi ridere è più difficile e lui ti fa ridere. Quindi se già mi diverti sei un fenomeno, ma divertimento, e bisogna veramente conoscere le nozioni minime della lingua italiana, altrimenti non parlate di cose che non conoscete. Divertimento non vuol dire far ridere a crepapelle così alla cazzo. Divertimento è qualcosa di nobile, di meraviglioso. Significa sì far divertire, ma significa anche far pensare. Significa a livello teatrale, a livello artistico, saperti coinvolgere. È il grande coinvolgimento dell'artista che ti fa divertire e al tempo stesso ti fa pensare divertendoti. E pensa che genialità! Dov'è l'insulto? L'insulto sarà se Conte, come ha fatto finora, questo governo, non tanto lui ma questo governo, farà poco. Non dico per gli artisti famosi, perché se per un anno Favino, che è un fenomeno, non fa un film o non va a teatro, vive lo stesso. Sai, le maestranze, quelli che stanno dietro le quinte, quelli che fanno musica live nei pub, ragazzi, quelli ci vivono. Quelli vivono di 100 euro in 100 euro. Lì bisogna aiutarli. Quello sarà una critica fortissima a sto governo. Se fra 3-4 mesi ci ritroveremo e ancora sarà tutto chiuso, non potremo fare musica dal vivo, non potremo fare teatro neanche con le distanze di sicurezza, a quel punto giustamente cominceremo a bussargli alla porta e gli diremo: oh, vuoi che si muoia tutti, amico mio governo, oppure no? Ma dov'è l'insulto nell'utilizzare la parola divertimento? Ragazzi, ma avete così tanto tempo da perdere da montare le polemiche su queste stronzate, che non hanno ragione d'essere in alcun modo. Non hanno ragione d'essere in alcun modo. Dov'è l'insulto? Io sono contentissimo quando mi dicono che diverto. Ci tenevo a ribadire tutto questo, come ci tenevo a ricordarvi anche un'altra piccola cosa. Non so se avete visto che in Ungheria, Orbán, la fase 2 in Ungheria, sta diventando dittatura. Arrestati politici dell'opposizione per critiche al governo. Sta succedendo in Ungheria. Orbán è stato preso come punto di riferimento da Salvini e da Meloni, che l'hanno difeso quando lui si è preso i pieni poteri, perché è il sogno che hanno la Meloni e più ancora Salvini. Nella fase 2, che sta piacendo anche, ho scoperto soltanto ieri che, ve lo ricordate il calciatore Lanzafame? Ecco, Lanzafame adesso gioca in Ungheria, fa un sacco di reti, è diventato un grande fan di Orbán. Lanzafame. Adesso sentiamo anche i pareri politici di Lanzafame. Lanzafame, il calciatore bomber Lanzafame. Ecco, Orbán sta mettendo in galera gli oppositori al governo per le critiche. Questa è l'idea di pieni poteri di Orbán, che piaceva a certi scienziati e a certi fenomeni della destra italiana. Altra cosa che voglio dirvi, e poi mi voglio scatenare su alcuni fenomeni ex 5 Stelle. Sì, una cosa importante, e poi vi parlo dei 5 Stelle che se ne sono andati, perché mi fa impazzire. Ce ne fosse uno che si è salvato degli ex 5 Stelle. Porta una rogna andare via dai 5 Stelle, o più ancora forse quelli che se ne vanno dai 5 Stelle sono quelli che non dovevano neanche candidarsi perché non avevano neanche i requisiti minimi per potersi candidare dentro i 5 Stelle. Qui c'è il problema antico e vetusto del fatto che i 5 Stelle non fanno alcuna cazzo di selezione della classe dirigente. Prima però voglio chiedere scusa e abbracciare fortemente Nando Dalla Chiesa. Perché? Perché Nando Dalla Chiesa mi ha scritto una lettera molto bella, ha scritto a me, a Marco Travaglio, che è arrivata all'1 di pomeriggio oggi,
dicendomi: ragazzi, non ci siamo mai visti io e Nando Dalla Chiesa, ma io lo stimo tantissimo, da lontano, ma l'ho sempre stimato. Scrive nel nostro stesso giornale, sul Fatto Quotidiano, da molto tempo prima di me, quindi scrive per questo giornale qua, lo leggete capovolto, ma è comunque il Fatto Quotidiano. Non ci siamo mai visti dal vivo, o meglio, ci siamo visti, poi vi dico quando. E ha scritto: mi ha mandato una diretta di Scanzi, lui l'ha chiamata trasmissione, ma Scanzi Live non è una trasmissione, è una diretta. A un certo punto lui dice, parlando di Bonafede Di Matteo 2 o 3 settimane fa, che Falcone fu attaccato da Leoluco Orlando, ed è vero, e da Nando Dalla Chiesa. È falso, e mi ha spiegato il motivo. Quindi io gli voglio domandare scusa, ma lui mi ha detto: purtroppo questo è un falso storico che va avanti da un sacco di tempo, perché ci sono dei siti che riverberano le falsità che sono state pronunciate da ex ministri e ex PM. Non voglio fare i nomi, però ecco, io ci tenevo a dire, non faccio i nomi perché non vuole lui, però ci tengo a dire a Nando Dalla Chiesa che io colpevolmente mi sono fidato di alcune dichiarazioni che esistono, ma lui mi ha spiegato che erano dichiarazioni mendaci da parte di persone che stavano sparando stronzate. Quindi, se è vero che purtroppo molti amici di Dalla Chiesa e del partito all'epoca, il movimento politico, la Rete, di cui io feci parte, avevo 18 anni, ed è lì che ci incrociammo 2 volte con Dalla Chiesa, io non ho mai fatto politica. L'unica volta che l'ho fatta un po' la politica politicante fu nel 1992, quando avevo 18 anni, credetti al movimento della Rete, che era guidato da Leoluco Orlando. Quando Leoluco Orlando cominciò a attaccare e capì che l'aveva fatta totalmente fuori dal vaso nei confronti di Falcone, mi allontanai, e qualcuno riteneva che ci fosse anche Dalla Chiesa ad attaccare Falcone. Col cavolo, erano amici, si stimavano enormemente, quindi io, in buona fede, ho fatto un errore, voglio abbracciare Nando Dalla Chiesa, dire che era una totale falsità. Quindi da ora in poi, quando vi diranno sì, ma Falcone fu attaccato da Orlando, è vero, e da Dalla Chiesa, è una cazzata. La trovate in molti siti, ma è una cazzata. Non è vero niente. Nando Dalla Chiesa è una splendida persona, era amico di Falcone, mi ha raccontato e ha scritto delle cose molto intime tra lui e Falcone, quindi gli domando scusa, ero in buona fede. Ogni volta che potrò ripeterò questa cosa, perché sei un grande, Nando Dalla Chiesa, ti voglio bene e ti sono anche molto debitore e riconoscente per tante cose che hai scritto quando io avevo 18, 20, 22 anni e mi hai formato. Ti è venuto male nel senso che poi sono venuto male io, ma tu ci hai messo il grande impegno, quindi ti abbraccio, caro Nando Dalla Chiesa. Tra l'altro autore anche di libri anche sportivi, per esempio un libro su Garrincha che io amai. Quindi Nando, ti voglio bene, basta, chiusa questa cosa, ma te la dovevo questa scusa particolarmente sentita. Ragazzi, io poi voglio dirvi che io sono veramente divertito pensando a questi ex 5 Stelle che improvvisamente escono dai 5 Stelle e tuonano, dicono qualsiasi cosa negativa sui 5 Stelle. Allora, amici miei, intanto voglio dirvi che senza i 5 Stelle voi non sareste stati nessuno. E non appena siete usciti dai 5 Stelle siete tornati nessuno. Un motivo ci sarà. Io non mi candido in politica perché mi fa schifo la politica politicante, non sono adatto, non potrei obbedire neanche un secondo alle persone che fanno parte del mio partito, del mio movimento. Quindi non si pone il problema, anche se me lo chiedono in continuazione, e se mi candidassi prenderei 100.000 volte i vostri voti, che non contavate un cazzo, e infatti siete scomparsi nell'anonimato. Però nel momento in cui accettate certe regole, non ci prendete poi in giro quando andate via e improvvisamente dite i 5 Stelle quanto sono zozzi, quanto sono sporchi. Intanto vi domando, ve ne ricordate uno di questi epurati o di questi fuoriusciti 5 Stelle che hanno fatto carriera? Io non me ne ricordo mezzo. A parte Pizzarotti, che è storia a sé, e su Pizzarotti, ragazzi, diciamo che le colpe sono parecchio equamente divise, e comunque Pizzarotti ha dimostrato di essere un buon amministratore, che ha fatto le sue cazzate, ma insomma, una volta Di Battista lo definì il miglior amministratore del PD, che era una battuta feroce, ma al tempo stesso gli riconosceva la bravura di amministratore. Ma a parte Pizzarotti, me ne dite uno che ha fatto carriera e che, diciamo, con la sua perdita ha in qualche modo indebolito il Movimento 5 Stelle, che ha tanti suoi difetti, tanti problemi, tante problematiche, ma non credo che le abbia perché se n'è andato Mastrangelo, o se n'è andata la Serenella Fucsia, o se n'è andato chi era quell'Emiliano che andava in televisione a piangere perché Casaleggio era brutto, sporco e cattivo, e adesso ha aperto un bar, non me lo ricordo, un personaggio marginale. Però anche soltanto negli ultimi Artini, senti che nomi che vengono fuori, personaggi completamente scomparsi, che poi sono la Gambaro, che poi sono diventati puntualmente renziani o addirittura sono passati alla Lega, cioè forze che non c'entravano niente con i 5 Stelle, perché i 5 Stelle dovevano combattere tanto la destra leghista o berlusconiana o la finta sinistra come Renzi. Ma gli ultimi che mi hanno affascinato tantissimo sono, per esempio,
Mi è venuto questo pensiero perché ho sentito oggi l'intervento delirante, mi permetto di dire complottista, di tale Sara Cunial, credo si chiami Sara Cunial, eccola qua, Sara Cunial, rischia vilipendio per le frasi sul pluripresidente. Ha straparlato questa Sara Cunial, che è stata fatta fuori dai 5 Stelle, ma insisto, il problema è che i 5 Stelle prima li accettano persone di questo tipo, e ha avuto il coraggio, adesso sta nel gruppo misto, questa ex 5 Stelle Sara Cunial ha attaccato il pluripresidente della Repubblica, il pluripresidente, senti questa parola, in che mondo vive Sara Cunial che ce l'ha con il pluripresidente della Repubblica? E ha parlato, è intervenuta per ribadire la sua posizione sull'emergenza coronavirus e ha attaccato direttamente il capo dello Stato dicendo che TSO, multe, deportazioni sono avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese. Che cazzo? Il pluripresidente è la vera epidemia culturale di questo paese. Questo l'ha detto alla Camera. Questa è deputata. Il pluripresidente, che sarebbe la vera epidemia culturale di questo paese, perché avalla lo scientismo dogmatico del TSO, delle multe e delle deportazioni. Praticamente Hitler. Che poi hanno detto, cazzo, facciamo vilipendio perché questo ha insultato Mattarella. No, lei poi ha detto, non ce l'avevo con Mattarella, ce l'avevo con Napolitano. E io gli vorrei domandare, che cazzo c'entra Napolitano coi TSO, le multe, le deportazioni, lo scientismo dogmatico? Ma qui viene il problema, amici miei 5 Stelle, amici miei, a volte mi mandate a fanculo che ne basterebbe la metà. Ma perché le fate entrare queste persone? E qui mi sono domandato, ce n'è uno che è finito bene, una volta usciti da 5 Stelle, di sicuro non questa Sara Cunial, che scomparirà come naturale che sia, da un punto di vista politico, poi a livello privato ti auguro ogni fortuna, amica mia Sara Cunial. Ma ve lo ricordate per esempio il ciabatta? Come si chiamava? Sandalo lì? Martelli. Quello che sembrava uscire da Visitor, tutto pelato, che si presentava coi sandali e andava in televisione Omnibus con gli occhi sgranati e tu avevi paura perché cazzo, chi è sto Martelli? Io ogni volta che lo poco, perché non guardo Omnibus, va in onda a un orario impensabile, però lo sentivo e parlava con questi occhi sgranati. Martelli. E tu pensavi, che c'ha questo nella testa? Neanche Ted Bundy aveva questo sguardo così efferato. Lo dico con affetto, per carità, sto scherzando, sto facendo satira, un gigante Martelli. Però poi Martelli si è visto, era uno che non restituiva neanche i soldi, ha fatto una figura che ne bastava la metà alle Iene. E dove è finito adesso Martelli, il sandalo, ciabatta, pantofola, Martelli? Si è iscritto al partito, che non sapevo neanche esistesse, di Diego Fusaro. Ma esisterà, ragazzi, ma esisterà, ma stiamo scherzando. Ma voi 5 Stelle fate entrare sta gente qua. Una selezione fatela. Sarà il caso di fare una selezione. Quante volte mi sono preso gli insulti per Giarrusso, Mario Michele Giarrusso, dicendovi ragazzi basta veramente guardarlo, uno come Mario Michele Giarrusso quando poi parla è peggio. Poi l'avete fatto fuori perché anche lui non restituiva il denaro. Ma ve lo dovevo dire io. Ma bastava ascoltarlo 3 secondi Mario Michele Giarrusso. La dovevo smettere di far entrare questa gente. E aggiungo anche, perché anche questa mia piccola riflessione è dettata anche da questa ultima fuoriuscita meravigliosa, Alice Salvatore. Alice Salvatore che ha fondato il suo movimento, e voi direte chi cazzo è Alice Salvatore, è giustissimo, non la conosce sostanzialmente nessuno, correrà alle prossime elezioni regionali slegata dall'alleanza dei 5 Stelle centro-sinistra. Alice Salvatore era una sorta di passionaria dei 5 Stelle Liguria, e anche quella che, se non ricordo male, alla precedente gestione, alla precedente elezione, quando alla fine vinse Toti sulla candidata Paita, i 5 Stelle scelsero Alice Salvatore, che si diceva essere una molto gradita a Beppe Grillo. Questo non deporrebbe secondo me a favore di Beppe Grillo, ma vabbè. Alice Salvatore, tra l'altro, mi ricordo che era anche una mia fan, grande lettrice del Fatto Quotidiano, grande innamorata di Travaglio inizialmente. Una volta cenammo insieme dopo un mio spettacolo teatrale, non ricordo quale, ma insomma andai a Genova, cenammo insieme. C'era anche Giulio Casale, c'era il mio regista e altre amiche sue. Poi me la ricordo nel 2016 Alice Salvatore, e da allora per me è proprio nel mio radar, non che la conoscessi, ma nel mio radar proprio l'ho completamente cancellata, fece un video di una violenza verbale terrificante insultando Peter Gomez, che sta per cominciare con Sono le 20 sul 9, e Paola Zanca, rei di aver intervistato nel settembre del 2016 sul palco della Versiliana della festa del Fatto Quotidiano Di Maio, facendo che cosa? Facendo delle domande. E lei fece questo video, ripresa così, con l'inquadratura che stava qui proprio, così, e con questa sua vocina diceva però io sono molto delusa perché
sono molto delusa perché il Fatto Quotidiano doveva essere un giornale diverso, invece è un giornale che fa le domande. A cazzo, che critica! Urca miseria, addirittura, pensa che grave, Peter Gomez e Paola Zanca hanno fatto le domande, perché l'idea di Alice Salvatore è che il giornalismo bello non è quello che fa le domande a tutti, ma è quello del giornalismo che fa le domande soltanto a quelli che stanno sul cazzo Alice Salvatore. Perché? Perché Alice Salvatore non è una politica, è una tifosa. E i 5 Stelle, questa gente, se ne devono liberare, democraticamente. Devono dare aria a queste stanze, come diceva Ivano Fossati. Via, via! Ma dopo quel video, un partito normale, un movimento politico, avrebbe detto, tu hai detto queste cose, ma non perché le hai dette a Gomez, ma una che dice quello che disse in quel video, cioè la gravità del Fatto Quotidiano, che hanno fatto le domande, che lei definiva gossip, sulla giunta Raggi, sulla gestione interna, sulla selezione della classe dirigente, ma queste non sono domande lecite, lo decideva la Salvatore. Ecco, quando tu individui uno che ha una tale idea di giornalismo, secondo il quale il giornalismo bello è solo quello che ti dà ragione, tu democraticamente la fai fuori, perché dici, se sei un partito e un movimento serio, come crede, voglio sperare sia il Movimento 5 Stelle, come il PD, come Leo, se hai quest'idea di giornalismo, via! Il giornalismo è libero, fare domande a tutti. Il giornalismo non guarda in faccia a nessuno, come ha insegnato Pippo Fava. Se Alice Salvatore avesse incontrato Pippo Fava avrebbe detto fa troppe domande, ma c'è un piccolo particolare, che Pippo Fava ha fatto la storia. Alice Salvatore chi cazzo è? Alice Salvatore ha avuto il coraggio addirittura di fondare questo movimento, già l'ha chiamato il buonsenso. Come fai a definire un movimento lo chiami il buonsenso? Che progetto politico è il buonsenso? Che vuol dire buonsenso? Ma chi sei? Casini? Tabacci può fare un movimento, il buonsenso. Ma poi il buonsenso lo incarna Alice Salvatore. Ma di cosa stiamo parlando? Mi candido da sola, mi immagino le frotte proprio. Si candida Alice Salvatore, tutti a votare Alice Salvatore. Dai ragazzi, giù cazzotti, spaccate proprio le transenni. Voglio essere io il primo a votare Alice Salvatore, la nuova Rosa Luxemburg e la nuova Nilde Iotti, la nuova Tina Anselmi, la grande Alice Salvatore. E anche parlato pontificando Alice Salvatore, chi cazzo sia Alice Salvatore, quella che insultava Peter Gomez e Paola Zanca perché avevano osato fare domande a Luigi Di Maio, che neanche si era lamentato lui stesso, perché lo sa benissimo Di Maio che se fai il leader politico le domande le prendi, altrimenti vai a fare altro Alice Salvatore. Se non vuoi le domande, fai una cosa, stai a casa tua. O magari vai in partiti destrorsi, fascisti che non accettano le domande. Il 5 Stelle è diventato solo un brand, un contenitore che va in deroga ai suoi contenuti rimanendo vuoto, perché i contenuti li incarna la Salvatore. No Patuanelli, no Morra, no Alice Salvatore. Alice Salvatore che è l'eroina, colei che incarna il Movimento 5 Stelle. Diciamo no alle alleanze a cozzaglia, ecco il grande problema, lei detesta il Partito Democratico e quindi, visto che non vuole stare col Partito Democratico, la fa lunga per andarsene e fare questo suo partitino personale che avrà lo stesso successo della lista antiabortista di Ferrara. Ma perché vi ho parlato di questi pesci non piccoli piccolissimi? Perché voglio con affetto, diciamo bonariamente, dire ai 5 Stelle che hanno tanti difetti ma hanno anche delle istanze positive sicuramente, almeno secondo me, con tutti i loro limiti ci provano a tenere alta per esempio la bandiera della questione morale. Ragazzi, amici miei 5 Stelle, fatemi un regalo per le prossime elezioni, ma non a me che non conto un cazzo, fatelo a quelli che vorranno votare convintamente alle prossime elezioni questo o quell'altro partito, date un bel segnale, fate una bella selezione di classe dirigente. Al prossimo giro cercate di trovare più Morra, più Patuanelli e meno Serenella Fucsia, Alice Salvatore, Artini, Gambaro, De Pin, Martelli, si chiama Martelli, sì, Mario Giarrusso, Michele, ecco, fate una minima selezione, perché questa selezione del tipo Ndocoio-Coio, bastano 4 voti sulla piattaforma Rousseau per entrare in Parlamento o in Regione o nei comuni, queste cose qua lasciatele a certi altri partiti, fate la differenza, diventate finalmente grandi. Alla prossima ragazzi, ci vediamo domani no perché c'è accordi e disaccordi, ci vediamo sabato, ma domani accordi e disaccordi, chi non lo guarda è vile, reietto e reprobo, perché domani l'ospite sarà il sindaco di Milano, Luigi Sala, 22:45, accordi e disaccordi domani sera, Luca Sommi, Marco Travaglio, Andrea Scanzi, ospite sindaco di Milano Sala, e domani ricomincia prima di noi anche in prima serata, live dal vivo, meraviglioso, Maurizio Crozza. Bentornato Maurizio. Ale.